in un territorio che ha saputo poi negli anni trasformarsi e puntare anche allo sport come nuovo partecipanti al campionato italiano di terapia del fuoco che dopo l'arrivo possono passare nei loro piacevoli tirare il Cagliarzetto in ricordo appunto di questa edizione per combinare il straordinario con tanti colori a rappresentare, tra l'altro anche diverse società. È un gran bel vedere ed è sempre emozionante anche commentare in questo caso. Questi erano tutti i ragazzi della medio fondo, di là vediamo coloro che fra un po' affronteranno l'altra gara con un percorso significativamente diverso, ricordo che poi dalla zona Sigari? Fai paura, fai paura!
Questa l'ho sentita. conosci? No. Occhio che dopo diventa... Lo so. Mi fermerò anche a far pipì. Occhio in discesa che brutta. Sì, quello mi hanno detto tutti, grazie. Quanto è lunga? 6. Faccio un pezzo su quasi 3/4. Siamo già dentro i 6, no? È già iniziata. Mi fermo qua. Ok, grazie. Quasi in cima a Ragogna. Dai, 1 chilometro.
Ok, la situazione è che sono al 71esimo completamente da solo, quello che non volevo, cioè scollinare Ragogna. La mia idea era farmi riprendere dal gruppetto che avevo dietro e fare la pianura in gruppo. Adesso vado in controllo senza esagerare fino a San Daniele, sperando di prendere su qualcuno al ristoro. In gara? Sì, sì. No, sono stato volentieri a ruota 5 minuti. Buongiorno, sì, grazie. Ah, qua. Faccio io? Sì, prego. Andiamo fino a Montenars? Grazie.
Ok, corsa per Haiti medio fatta. Allora, ci sono delle cose delle quali sono contento e ci sono delle cose delle quali non sono contento. Allora, sono contento di averla chiusa perché è una gara dura, il percorso era veramente tosto e non era assolutamente scontato portarla a casa. E non sono contento della gestione perché mi sono secondo me tenuto troppo qualcosina, troppo in gestione. Ne abbiamo parlato anche con il coach e si può saltare, sì, però bisogna provarci. Ovviamente non è provarci per la vittoria nel mio caso, però per fare il giro bene come avevo preventivato. È tosta, di questo non sono contento. Un'altra cosa piccola di cui sono contento è che sono partito veramente col freno a mano tirato pensando a Montenars, che è dura ed è alla fine veramente veramente tosta, e la cosa mi ha ancora di più fatto tirare un po' i remi in barca. Muris Ragogna non l'avevo provata, mi avevano fatto terrorismo psicologico, fra l'altro anche un ragazzo mentre iniziavamo la salita mi fa guarda che dopo è dura. Quindi l'ho fatta con margine, non mi è sembrata così impossibile o sì, così devastante. Boh, basta. Non ho guardato il tempo, guarderò dopo con calma, ma non importa. Basta. Questo è, adesso mi faccio una doccia al volo, torno all'arrivo, mangio con gli altri della squadra e dopo si va a casa. Basta, direi che ci salutiamo dopo. Anzi, ho cambiato idea, vi saluto adesso perché poi probabilmente ci sarà casino di gente e non sarà facile fare la chiusura, quindi fatemi sapere se avete corso la corsa per Haiti gran fondo o medio fondo di quest'anno 2026, com'è andata, se vi è piaciuta o meno. E ci vediamo al prossimo video.